Bene, ora vi voglio raccontare com'è nata veramente la storia della Fenice. Io qui a Monterosso ci lavoravo già prima con un altro marchio e il mio fiore all'occhiello, quello che mi ha fatto conoscere a Monterosso in particolare e qui alle Cinque Terre, è stata la vendita di un immobile particolare che è rimasto nella storia e che ha fatto parlare di me un po' in tutte le Cinque Terre. E ora vi faremo vedere che è una casetta che è proprio qua sotto la Torre Aurora, che era la vecchia dependenza. Per questo che io ho un amore sfrenato per questa location, che è fantastica e la potete anche vedere e dopo la vedrete nel proseguo di questo video, perché sono così innamorato di questa location fantastica, ma soprattutto perché la vendita di quell'immobile mi ha dato l'opportunità di entrare in un mercato che era chiuso, un mercato molto difficile, e mi ha dato l'opportunità di portare veramente quella che era l'essenza della Fenice, di Mia e di Laura, che lavora insieme a me, per poter veramente cercare di dare un'impronta diversa alla categoria degli agenti immobiliari, ma soprattutto per cercare di far capire alle persone che lavorare in un territorio come questo o lo ami o se no, anche se dal punto di vista commerciale può essere appetibile e interessante per tanti, se non riesci a entrare veramente nella testa delle persone e non riesci a sposare la filosofia del territorio, diventa veramente difficile. E questa casa è stata venduta poi alla fine a un dottore americano che si era innamorato e che anche lui da piccolo era venuto qua in vacanza a Monterosso, e il suo sogno era sempre quello, sarebbe stato il suo sogno comprare quella casa, che non era in vendita quando lui era venuto qua. E quando lui ha saputo, tramite un suo contatto italiano, un avvocato di Milano, ci ha chiamato, ha preso l'aereo da Miami, è volato giù e ha comprato quella casa sbaragliando tutte le altre offerte che c'erano in quel momento. E quindi per me questo è veramente quello che vi volevo trasmettere per farvi capire l'essenza di come è nata la Fenice. Ora venite con me, vi faremo vedere intanto la torre, quindi ora le riprese che andranno a farvi vedere com'è la location dove siamo, e vi faremo vedere questo piccolo gioiello che per noi rappresenta la vera essenza di come è nata la Fenice Immobiliare alle Cinque Terre. Una cosa fondamentale che mi sono reso conto è che un territorio come questo, che è un territorio che si fa innamorare da soli le persone, aveva bisogno però di qualcuno che lo facesse vedere e capire per quello che era. E io, che sono comunque una persona egocentrica e che gli piace stare al centro dell'attenzione, quale miglior connubio c'era tra le Cinque Terre, un patrimonio dell'umanità, e uno come me che gli piace essere molto social, che gli piace farsi vedere e raccontare le cose belle e far vedere la bellezza alle persone. Quindi è per questo che noi siamo nati e abbiamo sposato le Cinque Terre e siamo riusciti a dare quel valore aggiunto rispetto magari a tante altre situazioni che potevano lavorare in questa zona. Quindi non è un'autocelebrazione questa, ma è quello che vi volevo far capire, che un territorio come questo aveva bisogno di qualcuno che entrasse in quella visione e che veramente sposasse appieno tutto quello che era il contesto, la fatica, la voglia di impegnarsi, le scale, il mare, il sole, il caldo, le escursioni. Cioè, qua dietro c'è un mondo che va trasmesso, motivo per cui noi stiamo spingendo tantissimo questa tipologia anche di rappresentazione e di presentazione dell'agenzia, proprio perché è il territorio che si merita questa cosa, e siamo riusciti a entrare in sintonia con quello che è il mondo delle Cinque Terre. Ora venite con me che vi facciamo vedere veramente cosa vuol dire entrare in essenza con le Cinque Terre. Bene, abbiamo scelto questa location per un motivo particolare, ora ve la racconto. Qui siamo alla Torre Aurora ed Elia è stato uno dei primi amici e partnership che ho conosciuto qui alle Cinque Terre, e abbiamo scelto proprio questa location perché anche la filosofia del lavoro in squadra, secondo me, è la chiave di volta, è stata per una chiave di volta della Fenice Immobiliare. Perché? Perché un territorio come questo offre lavoro a tantissime persone e ha una potenzialità della Madonna, ma molto spesso ho visto che ognuno, se lavora a compartimenti stagni, non si riesce a creare un valore, non si riesce a creare veramente una
filosofia di ricettività. Per noi creare le partnership con le persone, con le attività e gli imprenditori del territorio è stata per prima la cosa più importante. Proprio perché le persone che vengono a comprare le case sono quelle che vengono a mangiare qua al ristorante, sono quelle che vanno a dormire nell'affittacamere, che organizzano le escursioni in barca, ma sono quelle poi che creano ricchezza al territorio. Secondo me un territorio come questo aveva bisogno di alzare il livello sempre di più. Magari prima lavoravano comunque perché le persone arrivavano da tutte le parti e quindi il patrimonio dell'umanità attirava questo tipo di persone. Però siamo nel 2022, quindi il mondo è cambiato e c'è bisogno proprio di dare un valore aggiunto e di attirare ancora di più un target di persone più selezionate a cui può comunque offrire dei servizi di alto livello. Motivo per cui abbiamo scelto questa location, perché ci rappresenta sia per la filosofia anche di Elia e dei ragazzi che lavorano qua, ma soprattutto perché da qua riesce a vedere veramente tutte le Cinque Terre. È un po' come se la Torre Aurora rappresenta proprio un punto strategico dove puoi ammirare tutte le Cinque Terre. E poi la nostra casetta che è stata venduta, che vi raccontavo prima, è proprio qua sotto, era la dépendance della torre, e per me è rimasto un amore sfrenato nei confronti di questo immobile, che per me è stato il mio fiore all'occhiello per farmi conoscere le Cinque Terre.